filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Pensavate di scappare? Assolutamente no. Eccolo qua il Semivarin che ritorna in onda in versione venerdì, ma come ogni giorno intorno alle 11, oggi 11:30, Potere al Popolo, versa e imperversa, il nostro quotidiano collegamento col territorio, all'interno del quale appunto ascoltiamo il territorio partendo da chi lo vive ogni giorno, con le sue problematiche, con la sua buona, tra parentesi, speriamo, politica, ma soprattutto attraverso voi ascoltatori che potete direttamente entrare in onda con noi allo 0292 94 7222 o tramite WhatsApp al 340 6709 659 per segnalarci ciò che funziona e ciò che non funziona. Signori, stiamo per collegarci col Parlamento perché a proposito di territorio, a proposito di tutti i territori, sta per accadere una rivoluzione che manco vi aspettate. Sto parlandovi del nuovo codice della strada. È da un po' di tempo che ne parliamo, adesso arriva, sì c'è, lo hanno votato, adesso parte e abbiamo fatto un po' di ritardo effettivamente. Signori, è stato chiuso il nuovo codice della strada in commissione al Senato, senza modifiche rispetto al testo licenziato alla Camera. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che dopo l'esame in aula diventerà legge. Il nuovo codice della strada è diventato un po' più soft rispetto alla prima versione, qualcosina, hanno abbassato un pelino qualche multa che faceva troppo paura, forse, ma nello stesso tempo le multe ci sono e sono belle toste. Vogliamo saperne di più? Assolutamente sì, allora lo facciamo perché ci colleghiamo proprio con il Qui Parlamento. Quando Davide me lo dice, quando ve lo dico io, siamo pronti con la sigla e quindi con il nostro ospite per il Qui Parlamento, certamente. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi al senatore Manfredi Potenti, buongiorno. Lo avevamo, non lo abbiamo più, lo ritroveremo tranquillamente, anche perché, signori, io ci tengo a sta cosa qua del codice della strada, mette paura? Ben venga, perché oggigiorno li vedete girare per strada soggetti che ondeggiano da una corsia all'altra e quando li vedi ondeggiare, allora le cose sono due: o è un ubriaco che sta per addormentarsi oppure ha in mano il cellulare. Basta, basta con sta menata del cellulare in mano mentre si guida e bisogna fare i cattivi. Devi scrivere un messaggio, devi resistere assolutamente alla tentazione. Aspetti 5 minuti oppure ti fermi. E questo sta. Il fatto che adesso arrivano le multe, addirittura il ritiro della patente, insomma si cerca di andarci giù pesante perché molti, troppi incidenti accadono proprio in quei 10 secondi che guardi il cellulare. Lo abbiamo in linea. Manfredi Potenti, buongiorno. Buongiorno a voi, piacere di sentirci. Ah, è sempre un piacere, anche perché, come dicevo, c'è questa rivoluzione del codice della strada che finalmente sta per diventare legge. Dopo l'esame in aula al Senato diventerà legge. Manfredi, qual è la rivoluzione che vuoi segnalare ai nostri ascoltatori? Dicevo, una versione per alcuni termini magari un po' soft, ho letto che qualche multa forse è diminuita di un pelino, però si va giù pesanti in certe situazioni. Che cosa ti senti di segnalare ai nostri ascoltatori? Perché adesso è questione di poco, arriva il nuovo codice. Sì, intanto per rassicurare gli ascoltatori che proprio questa settimana abbiamo definito in commissione ottava al Senato la quadratura del testo, che rimarrà quello che ci è poi arrivato dalla Camera dei Deputati, e devo dire è un bel cambio di passo rispetto a una serie di comportamenti che abbiamo
certamente censito tra i più pericolosi, grazie al ministro Salvini che se ne è voluto fare assolutamente interprete, e tra questi non posso non ricordare e non segnalare le modifiche che in senso più restrittivo vedranno la disciplina sanzionatoria per la guida sia in stato di ebbrezza, ma soprattutto quella relativa all'assunzione di stupefacenti. È purtroppo una condotta criminale, è una condotta che mi sento purtroppo di dire che sta causando incidenti, morti soprattutto tra i giovani in una maniera non più tollerabile, e devo dire gli strumenti che sono stati posti adesso, che verranno messi a disposizione delle nostre forze di polizia, consentiranno addirittura nell'ambito proprio del timore dell'utilizzo di sostanze stupefacenti alla guida di garantire che le forze dell'ordine possano anche in maniera cautelativa, qualora non siano immediatamente disponibili quei controlli di carattere salivare del cavorale che sono stati introdotti appunto con questa riforma, non siano immediatamente disponibili, si può prevedere anche una sospensione fino a un massimo di 10 giorni del titolo di guida in maniera cautelativa. Questo è un cambio di passo, soprattutto il cambio di passo di poter avere ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, mentre fino ad ora si doveva manifestare uno stato di alterazione psicofisica. Quindi è una diversità nel trattamento della condotta che presuppone adesso la possibilità proprio di sospettare anche semplicemente che vi siano, ad esempio per il mero possesso di sostanze stupefacenti, ma in assenza di fenomenologia, preveniamo la possibilità che il soggetto, magari anche in assenza di una palese manifestazione dell'alterazione psicofisica, si trovi alla guida sotto l'effetto di sostanze che potrebbero in qualche modo magari anche rallentarlo nella reazione di una frenata e quindi è un pericolo che noi disinneschiamo dalle nostre strade. Poi l'altra cosa che chiaramente di minor gravità da un punto di vista sociale, ma non da un punto di vista etico e morale, è quella ovviamente che mi sono in qualche modo attivato sin dall'inizio della proposizione del codice della strada a voler introdurre, e sono le norme più rigorose nell'ambito di abbandono di animali. E qui devo dire fui assolutamente solerte nel segnalare l'opportunità al ministro Matteo Salvini di introdurre un inasprimento delle sanzioni per l'abbandono quando questo avvenga su strada o nelle relative pertinenze. In questo senso ci saranno ad esempio non tanto solo delle pene stabilite nel caso in cui ad esempio dall'abbandono derivi un incidente o delle lesioni stradali causate per conseguenza della presenza dell'animale abbandonato su strada, ma arriveremo anche alla possibilità del ritiro della patente per quegli per quei conducenti che dovessero essere scoperti nell'atto dell'abbandono su strada avvenuto appunto dal proprio veicolo. Quindi è un cambio di sensibilità, è la ratifica che abbiamo in qualche modo l'interesse a reprimere un fenomeno purtroppo veramente spregevole nell'ambito della nostra quotidiana socialità. E devo dire poi la riforma presenta veramente tante altre novità altrettanto importanti, penso soltanto al fatto dei famosi monopattini, degli strumenti che abbiamo visto ormai far parte della mobilità urbana, ma che spesso e volentieri sono la causa di gravissimi incidenti mortali che purtroppo l'obbligo del casco che abbiamo voluto introdurre andrà
spero a mitigare, perché oltre ad essere un pericolo per gli altri conducenti degli altri veicoli, sono anzitutto un pericolo per coloro i quali ne fanno un uso a volte anche un po' disinvolto. Vediamo soprattutto a volte soggetti che non sono propriamente dei connazionali, ma sono stranieri, che adattano in qualche modo la loro mobilità all'uso di questi strumenti, a volte qualcuno anche per andare a fare attività di spaccio nelle nostre città. Ebbene, ecco, è il momento di dare un po' un giro di vite a questo modo di disinvolto, insomma, di girare nelle nostre città, che è sicuramente utile, certamente, insomma, foriero, ecco, di virtuosità da un punto di vista ambientale, ma spesso e volentieri crea dei grossi problemi. E qui tutta una serie di altre norme che vedranno, insomma, garantita la circolazione delle biciclette, e poi ancora avanti, insomma, il fatto di aver mitigato, ecco, delle condotte come quella del rischio della circolazione contromano. Qui voglio citare soltanto un giovane che morì qualche anno fa in provincia di Siena, il giovane Francesco Sanna, la cui madre, insomma, tra l'altro è un'iscritta della Lega, e che abbiamo veramente affiancato durante i giorni successivi a questa tragedia. Questa tragedia accadde perché un alcolizzato si mise contromano in una strada a 2 corsie che collega Firenze a Siena, e purtroppo il giovane Sanna si scontrò con questo criminale, che poi ha potuto beneficiare addirittura anche di un patteggiamento per evitare il carcere, e che ci ha veramente talmente tanto colpito che noi, grazie ora a un articolo 22 nella riforma del codice della strada, permetteremo che nelle sedi stradali ritenute di rilevanza, ecco, per la circolazione, si possano introdurre delle strumentazioni, delle infrastrutture che garantiscano degli avvisi per chi dovesse immettersi in queste strade contromano. Quindi questo è un pensiero che vogliamo dedicare a questo giovane morto sulle nostre strade toscane, e mi sento di dire, ecco, ha motivato una novità normativa molto importante di cui parlammo a Matteo Salvini, e devo dire è stato veramente molto sensibile nel accogliere questa piccola norma che gli vogliamo dedicare a questo giovane. E noi ringraziamo il senatore Manfredi Potenti. Torneremo sull'argomento sicuramente, codice della strada, ne sentirete parlare parecchio nelle prossime settimane. Manfredi, grazie di tutto, buona giornata. Grazie a voi tutti ascoltatori. Ciao. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, signori, perché il Parlamento prosegue il suo lavoro e noi tra pochi istanti dal Senato passeremo alla Camera. Sicuramente ancora una battuta sul codice della strada, perché è una roba molto importante che contiene tanti cambiamenti. Avete sentito una stretta per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma anche i bellissimi e comodissimi monopattini, sì, ma bisogna fare più attenzione, rispettare più le regole, soprattutto per chi in monopattino non ci va e te lo ritrovi che ti passa da tutte le parti. Ma a quest'ora del venerdì abbiamo portato anche un altro argomento. Eh sì, il territorio piemontese, che normalmente c'era il giovedì, lo abbiamo spostato al venerdì intorno a quest'ora. E allora siamo pronti con la sigla del Focus Piemonte. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte. Chi passa in front sta via città. Immancabile appuntamento con il territorio, e vi dicevo, si parla del Senato, ma si parla anche della Camera. Abbiamo in onda la deputata della Lega e segretario provinciale della Lega di Torino, Elena Maccanti. Buongiorno. Buongiorno Sammy, e davvero un abbraccio forte a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Buongiorno a tutti. Piacerissimo di ritrovarti. Allora, sicuramente anche da parte tua una battuta su questo codice della strada che sta per arrivare. Ormai è la versione definitiva, abbiamo un po' sudato certamente, ma c'è stato. però io voglio partire dalla Sangon Fest, perché ha
Giaveno in provincia di Torino, Bocciofila, Circolo del Pasché, via Carducci 6, domani 26 ottobre, e c'è un appuntamentone super bello, autonomia da una parte e mangiata in compagnia dall'altra. Assolutamente sì, Sammy, grazie per la rilevanza che sempre dai e date ai nostri eventi. Domani è un appuntamento molto importante in provincia di Torino, torna la Sangon Fest, è una festa storica della Lega della provincia di Torino. Saremo, come ben hai detto, a Giaveno, inizieremo nel pomeriggio alle 18:30, ci sarà un bel dibattito sull'autonomia differenziata insieme a Riccardo Molinari, che è il nostro segretario regionale, ma è anche il nostro capogruppo alla Camera, insieme all'assessore regionale agli enti locali e all'autonomia Enrico Bussalino, perché tu sai, anche la Regione Piemonte ha da subito voluto sfruttare questa straordinaria opportunità e vuole da subito iniziare con la protezione civile. Noi tutti sappiamo quali sono i vantaggi che tutto questo potrebbe portare anche in ordine alla velocità rispetto alla decretazione dello stato di calamità e soprattutto ai ristori. Quindi ne parleremo domani a Giaveno alle 18:30 e poi, come hai detto tu, alle 20:30 ci sarà la cena, gli interventi politici, rimarrà con noi Riccardo Molinari, oltre alla sottoscritta ci sarà Alessandro Benvenuto, che è l'altro deputato della provincia di Torino, questore della Camera, Fabrizio Ricca, che è il nostro capogruppo in Consiglio regionale, Andrea Cerutti, che è l'altro consigliere regionale, che è il presidente della commissione speciale sull'autonomia proprio in Consiglio regionale, e poi ci sarà un ospite che è Isabella Tovaglieri, la nostra europarlamentare, che ci farà un focus anche sull'Europa. Insomma, una festa ricca, aspettiamo tutti. Per quanto riguarda la cena, ahimè siamo sold out, o per fortuna, ma vi aspettiamo comunque tutti alle 18:30 per parlare di autonomia e di tutti i nostri temi storici. Avete capito, signori, è da non mancare, ore 18:30, domani sabato, Giaveno, Torino, Bocciofila, Circolo del Pasché, via Carducci 6, e è chiaro, dobbiamo capire che cosa sta succedendo sul fronte autonomia e di cose veramente ne succedono e ne succederanno. Intanto però qualcuno mi scrive cosa succede a Torino. ZTL pedonalizzazioni, le fanno con lo stampino, per fortuna pochi grandi comuni ancora amministrati dal PD. E io leggo, mi sta scrivendo Luca, i negozi di vicinato chiudono per la felicità dei Bangla, che ormai saremo obbligati a fare la spesa lì. Io mi rifiuto assolutamente. So che domani avete in campo un presidio proprio a Torino. Guarda, sì, questa è una grandissima battaglia che sta facendo la Lega nella città di Torino, dove con il furore ideologico che è stato tipico della precedente amministrazione 5 Stelle e che continua a caratterizzare questa amministrazione del Partito Democratico, continuano a nascere come funghi piste ciclabili che ciclabili non sono, perché sono strisce tratteggiate per terra, e ora anche nuove pedonalizzazioni. Se ne sono inventata un'altra e domani noi protesteremo a partire dalle 10 in piazza Zameno, all'angolo con Corso Svizzera, per una assurda pedonalizzazione di 4 strade in Borgo Campidoglio. Io voglio chiarire subito una cosa: la Lega non è contraria ideologicamente alle pedonalizzazioni. Guardate, non più tardi di 2 settimane fa abbiamo votato a favore in Consiglio Comunale per la pedonalizzazione di Piazza Castello e per il completamento della pedonalizzazione di Via Roma tra Piazza Castello e Piazza San Carlo. Non è una posizione ideologica. Nel centro storico noi riteniamo sia giusto, avviene nelle grandi città, ma quello che non possiamo davvero accettare, e vi voglio dare dei dati che fanno davvero accaponare la pelle, è la pedonalizzazione invece di aree periferiche, perché, come è stato dimostrato, molto spesso queste pedonalizzazioni portano alla desertificazione dei nostri negozi, come giustamente hai detto tu, e al degrado. Io proprio la scorsa settimana abbiamo fatto un'interpellanza, io ve la voglio raccontare, vi voglio dare dei dati in Consiglio Comunale su una pedonalizzazione di una via che si chiama Via di Nanni, in un quartiere storico operaio, lo storico quartiere San Paolo. Questa pedonalizzazione è stata avviata 20 anni fa, è stata resa effettiva 10 anni fa,
Sul fronte della sicurezza la Lega ha fatto diversi presidi sul territorio, anche grazie all'azione della nostra consigliera di circoscrizione che si chiama Anna Vadalà, perché la sera si trasforma davvero in un luogo di degrado con risse extracomunitari, bangla aperti fino a tardi, somministrazione di alcolici, ma abbiamo voluto vedere e capire i numeri per capire se perlomeno sul fronte del commercio le penalizzazioni portano dei risultati. Ebbene, portano dei risultati deprimenti. Voi pensate che prima di penalizzare quel tratto di via c'era un mercato rionale dove tutti i giorni c'erano 123 banchi del mercato di zona. Sapete dopo la pedonalizzazione quanti banchi stanno in via di Nanni? Sono 19. Noi siamo passati da 123 banchi di prima della pedonalizzazione ad appena 19 banchi, e per quanto riguarda i negozi di vicinato c'è stata una perdita di 11 negozi di vicinato a tutto vantaggio di altri esercizi commerciali. Allora noi, di fronte a questi dati, abbiamo il dovere di fermare questa amministrazione, perché altrimenti, andando avanti così, noi distruggiamo intere porzioni di città. E allora domani mattina a Torino saremo in piazza contro la pedonalizzazione folle di Borgo Campidoglio, combatteremo in Consiglio Comunale tutte le settimane perché si torni indietro da questi progetti davvero folli. Quindi anche domani alle 10 in Corso Svizzera, piazza Zamenhof, se volete partecipare alla nostra manifestazione saremo tantissimi in piazza, i cittadini sono con noi, ci hanno chiesto addirittura di poter partecipare e di poter appendere degli striscioni, perché è una battaglia a favore del commercio e a favore della vivibilità dei nostri quartieri. Se non volete finire a fare la spesa nei negozi del Bangladesh, è il caso di esserci, signori, perché questi sono baccati nel cervello, lavorano con lo stampino, ZTL ovunque ci sia il PD che comanda, e naturalmente Ecco. anche tanti spazi per le biciclette, solo per le biciclette rotabili, biciclettaie di qua e di là, anche in Val Bravissimo d'Aosta. Sammy, oltretutto nella città capitale dell'automobile si ingaggia È vero. una vera e propria guerra agli automobilisti. Incredibile, il sindaco viene a strapparsi i capelli in consiglio comunale per via di Stellantis e poi proprio in questa città si fa veramente guerra agli automobilisti tutti i giorni. E fammi dire, ne ha parlato davvero bene, io vi ho seguito, ne ha parlato davvero bene il senatore Manfredi Potenti per quel che riguarda le novità del codice della strada. Sono esatto. novità davvero importanti. Se posso spendere due parole, Come io sono no? stata relatrice alla Camera, è davvero un grande orgoglio essere addirittura d'arrivo con una riforma importantissima che ha voluto fortemente il ministro Salvini, che ha due principali cardini che sono combattere, come ha ben detto il senatore Potenti, la scia di morti sulle strade, aggredendo le principali cause di incidentalità che sono certamente la guida al volante sotto effetto di stupefacenti e sotto effetto di alcol, ma drammaticamente anche la guida con il cellulare. Io lo voglio dire a chi ci sta ascoltando anche dall'automobile: posate il cellulare, perché la distrazione e l'utilizzo del cellulare purtroppo sono davvero causa di tanti incidenti, anche con esiti purtroppo nefasti. Allora lì provvedimenti seri da parte del ministro, che abbiamo ovviamente confermato tanto alla Camera quanto al Senato: ritiro della patente sin dalla prima infrazione. Un'altra misura di cui vado particolarmente orgogliosa da donna, da mamma, è l'introduzione dell'educazione stradale nelle scuole. Voi sapete, grazie alla Lega, l'educazione civica è stata reintrodotta nelle scuole, è stato grazie a una nostra proposta di legge nel 2019, e adesso inseriamo l'educazione stradale, intanto perché pensiamo che l'educazione parta dalle scuole e poi perché i nostri ragazzi, i nostri bambini sono davvero i migliori ambasciatori. E da torinese grandissima soddisfazione per i provvedimenti assunti proprio in tema di micromobilità. Lo ha ricordato il senatore Potenti: casco, targa e assicurazione per i monopattini, ma soprattutto regole anche per il loro posteggio. È impensabile trovare monopattini abbandonati dappertutto, trovarli sui marciapiedi. Questo costituisce un gravissimo pericolo soprattutto per le persone in
difficoltà, soprattutto per i nostri anziani, ma anche le persone con disabilità, quindi pugno duro. E anche rivediamo, lo dico per città come Torino, ma so che ci condividono anche a Milano, le piste ciclabili, che poi piste ciclabili non sono, costruite sotto la spinta del furore ideologico. Nella mia città hanno tratteggiato delle linee per terra e le hanno chiamate piste o corsie ciclabili. Questo produce davvero una grande difficoltà, intanto è pericoloso per gli stessi utenti. Nessuno utente del codice della strada nella mia città e nelle grandi città sa più qual è il suo posto. Non lo sanno i pedoni, non lo sanno i ciclisti che pensano di poter andare dappertutto, grazie, ripeto, al furore ideologico. Con questa riforma che davvero alla Camera ha avuto un approfondimento incredibile, io lo voglio ancora dire, abbiamo audito più di 100 soggetti, abbiamo esaminato 750 emendamenti, abbiamo accolto molti emendamenti anche dell'opposizione, crediamo di consegnare al Paese davvero una riforma che può farci tornare padroni delle nostre strade e che soprattutto può combattere questa scia di morti. Quindi grazie al Ministro Salvini innanzitutto, che si impegna tutti i giorni su questi temi al Ministero, e grazie per il grande lavoro che abbiamo saputo fare in Parlamento. Spero davvero che a giorni questa riforma possa diventare realtà. Assolutamente sì, l'aspettiamo, e grazie naturalmente al grande lavoro di squadra che si è fatto in Parlamento per portare una riforma importante, tanto attesa. Io ringrazio Elena Maccanti, deputata della Lega e segretario provinciale. Ringrazio davvero tutti voi, vi aspettiamo domani mattina alle 10 a Torino in Piazza Zamenhof e naturalmente domani pomeriggio a partire dalle 18:30 a Giaveno. Grazie di cuore a tutti e buon lavoro a voi. Attivissimi in Lega Piemonte. Ciao Elena Maccanti, alla prossima. Noi ci fermiamo qua, ma torniamo tra 5 minuti con musica indipendente. Avete ascoltato Potere al Popolo.